Michele Artedino, presidente della Nuorese, squadra prima in classifica in eccellenza, in semifinale di Coppa Italia, ma la città non risponde. Beh, sicuramente ci aspettavamo qualcosina in più perché lo sforzo della società in questo momento è uno sforzo importante fatto per la città che rappresento come presidente e tutto il mio direttivo. Ci aspettavamo sicuramente una risposta migliore dai nuoresi e dai tifosi e da tutti in generale, perché sicuramente è un momento difficile, anche se tutto va bene, siamo primi in classifica, stiamo facendo uno sforzo sopra le righe per riuscire a riportare veramente la Nuorese nelle categorie che gli competono, e così anche a parte la Nuorese il settore giovanile che noi stiamo curando, sicché stiamo investendo le nostre forze dalla mattina alla sera, e alla fine ci facciamo una domanda che alla fine sta diventando retorica: ma perché e per chi? Perché ho visto che l'interesse è guardare lo stadio ieri, guardarlo qualche domenica fa, con 100 presenze, meno di 100, lei ha detto 150, meno di 100 presenze ieri, e nelle domeniche che l'hanno preceduto niente di eccezionale, e mi sembra di fare una lotta contro i mulini a vento. C'è bisogno sicuramente di una forte scossa da parte di tutti, che mi facciano capire che c'è la voglia dello sport a Nuoro, di vedere la nuorese, di sentire che la nuorese è un qualcosa nel cuore di tutti noi e non solo mio, perché sennò oggi provo la voglia di lasciare e di abbandonare questo impegno, perché per fare questo sto tralasciando un impegno molto importante di un'azienda dove io ho 30 dipendenti, 30 famiglie da gestire e tante altre cose, compreso la mia famiglia e tutte le altre cose, che oggi ho fatto un passo indietro sotto questo aspetto per dare una mano alla città, per dare una mano a una grande squadra, perché reputo la Nuorese una cosa di tutti, e vorrei veramente capire una volta per tutte se ai nuoresi interessa la Nuorese, perché fino ad oggi non ho avuto questo riscontro. Ho bisogno, fino adesso qualcheduno, sono in tanti a averci dato una mano, ma questi tanti non bastano, perché ho bisogno che veramente dal più piccolo imprenditore all'impiegato che può venire pagando un biglietto dà una mano alla Nuorese. La Nuorese oggi ha bisogno di tutti.